totus e bene agattados. Oi, in storia cercamos di entrare sul mondo dell'arte e cercamos un luogo della brazzare dotta. Amos a regionare un luogo di tutto, di scrittura, di teatro, e lo faremo grazie a Sistranzo de Ore, Giacomo Casti, grazie a Giacomo per essere con noi. Grazie a tu e grazie a vosaltros. Giacomo, cercamos un luogo di rare chiese, magari non sia facile, tu fai un montone di cose. Sei laureato in litteras, ti occupare di letteratura, di teatro, di cinema e di musica. Mandas avanti progetto di scrittura armannoso, sei finza s'anima su festival che si fa in Castello Marina Caffè Noir, tantas cose. Innanzi di entrare in conto delle interviste, delle cose che amo a regionare, ti faccio una domanda. Chi è Giacomo Casti? Mi dà fatta questa domanda, no? Da un punto di vista professionale, devo mi da ragionata di aici questa cosa, di itaseu, ita mi piace fare e di ita pappu. Devo essere un operatore culturale, che ho nai più cose, ho nai che faccio appunto teatro, che mi occupo di organizzazioni culturali, di eventi, di festival, che faccio laboratori su mesi scuola e che faccio tutto su che posso fare all'intro su mattessi, come dire, campo di gioco. Cico de vai gusto è reso che ci arrannescio a musius, come si narra, e donando anche cercando insomma di avvarare in su dretto de operatività culturali. Per cui ogni tanto faccio su attore, ogni tanto faccio su regista, ogni tanto faccio su tornare appunto su docente di teatro o di scrittura in canco a scuola e cerco di tenere antennas su possibili attas, per cercare di interpretare su tempo che vivo. In questo, di sicuro, un percorso di studio legato all'antropologia mi ha aiutato a mantenere questa attitudine alle cose, che è una cosa che mi piace molto e a cercare di mantenere come fare in suo tempo benitori puro. Questa è la verità di quando questione di attitudine, penso sempre a ciò che è stato importante per me, quando fui più piccolo, che è stato la cultura punk. Tutto ciò che si muove all'intro di questa esplosione culturale che noi stessi scelte musicali. E per esempio cercato di fare tesoro nell'uso di aici. Devo a lezione che vi accusa circa di comprendere che lì è la verità che c'è in gioco. E sfronzolo su tutto se stetti, che anda bene, ma non è la cosa più importante. Non mi frega nulla di commenti di bestisi o di bistisi, non mi frega nulla di che la musica ti piace o non ti piace, di che il libro ligiasa o non ligiasa. Mi interessa cercare di comprendere chi ne sei. E questo ha la verità di per me arriva da un percorso didattico, ma arriva pure da una percezione che ho acquisito in Saia, in Sarruga, quando abbiamo visto e mi da giocare con i spari miei. Certo, poi dai noi ognuno deve fare il ragionamento sulle cose tu sei sul luogo in cui sei vivi. Noi siamo in Santo Sparao. Un'altra cosa, ma cerco di asciuttare questo ragionamento, una cosa che per me è stata importante in me è senz'altro essere figlio di questa comunità e a su mattessi essere però cittadino di Castello. Questa doppia nazionalità, diciamo, se ho donato o che a vita mi ha donato, mi è stata utile per cercare di tenere un strabismo che secondo me ti può permettere di più angolazioni, queste cose. E sono un pugnato tutto questo, con su punk, con l'antropologia, qui scazzate, piace per una cazzata, forse di essere un ritratto di Giacomo Casti. Vedo quanto è importante le esperienze che hai fatto. Tu sei il figlio di una ida, sei il figlio di una città, siamo tutti figli delle esperienze che abbiamo. E ti ha dato a vivere in una ida come Santo Sparao in un tempo quando vai a gigante Ermedas.
come si spera sempre da levar bonas e noas. Questo te l'ha dato. Madonna, sa normalità di questa bellezza. Cioè, abbiamo in un luogo in cui è normale che ci un sciacumano di cose belle, un sciacumano di gente che viene in Guno, in Gudai. E questa normalità, Dio adesso 73, questa esperienza culturale noi in Santo Sparau è iniziata in 68 e si bi pure, che aveva un'esperienza politica. E quindi negli anni 80, quando mi sono formato, questa cosa via percepibile, mancai fesso di paghetto andando a sutta. È una cosa normale, no? Chi capita ai movimenti del suo mondo, mica scetti. Come te sa vita. Bravo, come in sa vita. Ed è vero, dopo una decade politica, come gli anni 70, è arrivato un ripensamento. Deus è un stato stittato in quel ripensamento. Infatti, a noi la verità, per me, sul muralismo, quando vengo vitico e tutta questa cosa mia via, tutta questa conca mia via prena di musica, sul muralismo via tutta questa cosa bella che Deo tenemo a faccia d'uomo, però non fia questa cosa mia. Deo da pudeppia cicai in due altri luoghi. Per me, quando vengo viciochedo, adesso che su banco non ha neve traste hippie, e quindi tutta questa cosa, io dopo che questa cosa de frati prumannus, de zius, cioè anda bene, ma non è su mio. E infatti reputo una cosa importante, quando uno è pittico, de ciccai sandate cosa sua, insomma. Poi te bene, chi zio di una bello giubbotto in piedi, è bello, però non ti tu sai comprare due, traballando tutti questi stati, sacchendi prezzo. Ti hanno dato altra soddisfazione, no? Quando ti sei comprato due e non mi date a raccontare. Per me questa metafora ha di tanto importanza. In questo anno, per me, vi ha questa musica e tutto su chi vi ha da succedendo in suo mondo e fianta riverberus tornai de su banco. Poi però sta arrivata la maggiore età, come la consapevolezza differente che tutte queste storie incredibili che hanno fatto zius e frati Ibis e frati Prumannus fia a disposizione di un documento a me puro. Si tratta semplicemente di ben divulgato di bribillisco su de conche e ok, dei noi ai noi si può arrivare in un sciacumano di maniera. L'importante però è arrivare in noi e tu picas sul muralismo e su che via succedendo politicamente puro negli anni 80, negli anni 90 e dopo no, ma è perfetto. In sa ligio in sul muralismo tutto su che quando vengo viciochedo mi pare che vabbè sì, bello però no. A pizzo e a goa, tutto questo ragionamento del muralismo ci viene una cosa stravanata che per me è molto importante in meda, finza sei moi. Però che tutto un'idea di comunità. Ecco, questa è una cosa che devo di sicuro ho imparato in vita e su che cosa mia ho cercato di portare come contributo anche a altre esperienze, ma tu rimarrai s'anima de Marina Caffè Noir. Noi è vero, noi non siamo s'anima né de Marina Caffè Noir, né de Cuncambias, né de Antas, noi siamo una parte. Ho sempre pensato che questa esperienza funti forti quando funti collettiva e mi piace in meta traballare in mes collettivos. E forse questa è una lezione, forse è attitudine, forse è vocazione, però è di sicuro cosa che ha pubblicato in vita più di vuota. E Pinuccio, da questo punto, Pinuccio Sciola, tocca a che via bravo meta. Io sono stato un meta più bravo di me pure a mantenere la volontà di comunitaria e a seguire su l'artisticità è cosa sua, ma ognuno di noi è su chi è. Quello che siamo. Siate felici. Siate felici. Lettere e letture della Resistenza è il titolo che abbiamo dato con Francisco Medda Rogalla a questo piccolo omaggio, a questo invito alla lettura. E siate felici. È la conclusione di una lettera che troverete in questo libro incredibile. L'ultimo lascito di un giovane partigiano ai suoi sodali, ai suoi compagni di ventura e sventura.
così li saluta: siate felici. E forse non è nemmeno così paradossale pensare allora che nel momento più doloroso si pensi alla felicità altrui, oltre che alla propria. Perché è per questo che si combatte. Per questo i coraggiosi combattono, per un benessere che non è solo il proprio, ma è anche quello dei propri cari e di chiunque. Quali sono os mastros che ha stento? A chi deve storare grazie po' sul percorso che ha fatto, che non è solo di studio, ste vinzas a vizzo de sa relatas che uno tiene con sa gente. Ma qualcuno che t'ha dato una impronta forte, come te lo dimonnare? Babbo, mamma, di sicuro, sto vietati, ma è onesto pure ad un'ai. Ed è poi che io mi sono sempre inteso fortunato per tenere questa famiglia che tengo. E scompangios a detretto, in un'ottica libertaria e paritaria. Non ho mai pensato, questa è un'altra cosa che forse posso porre come ragionamento, non ho mai pensato di avere bisogno del maestro e non ho mai pensato di essere maestro di can 4 quando vengo picchietto. E uno dei maestri più mannos che devo a potente è senz'altro Giulio Angioni. Ma con Giulio Angioni, quando si sono conosciuti, è ottenuto un rapporto conflittuale. Forse però tocca una volta se passare questo conflitto, può arrivare poi a si comprendere e a pareggiare i sconti. Questo è stato dei sicuri importanti, ma mi vedono commenti capacità di castigare le cose adesso sul mondo. Potrebbe pensare che avessi incredibilmente normali uomini come Giulio Angioni, stilisticamente puro, no? Che dei connoto discesi non vede esattamente, o esplosioni, però in questa normalità ci vi è questa capacità rara dei uomini di non giudicare subito, di cercare di acquisire più elementi possibili prima di fare un'idea di le cose che avvengono di aici o di essi di aici, e forse tutto questo mi serve per esercitare la sacra rappresentazione del suo dubbio. C'è questa cosa che a me piace molto e credo che isso in qualche maniera mi dà imparato è di dubitare delle cose, soprattutto quando funti facili sicuramente soluzioni. E in questo è stato un maestro, secondo me. Tu hai fatto sempre tante cose, parte vivendo in un vaga ragionando su queste cose che hai fatto in sos anni, un progetto, un'idea che ti ha dato una soddisfazione più umana di altre. Questa è una delle cose, preguntas che fanno c'è con gli amici. Ah, bellissima, da questa viene, non quest'altra. No. È fatta apposta. Cartia, è il da gioco di understatement, sai che dopo vai ancora. Però noi scelto un gioco, è l'idea che di avere cosa più bella, più buona, di pintarsi ancora de vai. Questo mi dà pure una forza. Una gana di castigare le cose che non possono arrivare e di cercare di portare a conclusione le cose che avvengono in tretto in noi. Considera che in noi questa cosa sono le cose che più mi rappresentano. Io cerco di ragionare meglio in questa maniera, anche quando faccio qualcosa sono consapevole e dopo fatto di più bella, però chi gusta è onesta con me prima di tutto, vabbè, in questo momento Dio se va di aici, sa creatività mia non può essere più che questo, e dopo mi andava bene. Io vedo becchettiamo forse questo ragionamento, no? Ci vede questa bella frase di Beckett che narra più o meno fallisci ancora, fallisci meglio. Io vedo accattivante da vedi su Facebook e vedo bella varia Nadia sotto fallisci meglio. Mi piace di volta, mi aiuta a pensare che a Savini questa cosa che tengo mia e scelta mia è su tretto che faccio Deo. Ed è a quella Cagliari che noi modestamente sentiamo di appartenere.
quella di coloro che nei secoli passati dovevano uscire dal quartiere fortificato di Castello mandati via a Sonegorro, come si diceva e si dice, dal suono di un corno che segnalava la chiusura delle porte della rocca e il rischio per gli incauti sardi di essere buttati giù dai bastioni, se trovati all'interno. Quella dei cagliaritani che provarono a cacciare i piemontesi e per un po' ci riuscirono anche, alla fine del Settecento. Quella di coloro che ci provarono qualche anno dopo, incontrandosi in un patio nella zona di Pallabanda, ritrovandosi bollati come cospiratori con la testa mozzata, appesa per anni a mo' di monito su delle torri. Quella dei cagliaritani che durante i terribili bombardamenti del 43 cercarono rifugio per sé e per i propri cari nelle visceri della città. Ecco, a quei cagliaritani apparteneva anche Aquilino Cannas. Giacomo, tu vedi, Arnaldo, Deo mi intendo sono un operatore culturale. In Sardegna, come si lava questa cultura? Come è stata spesa da Ener forte, stu nuovo malaida, e te di varede? Mi pare che su pro capite etnico è eccezionale. Poi spago i Zeus in Sardegna c'è questo sacco umano di creatività, di talento, di gente toca proprio, con capacità di fare presidio culturali sul luogo in solo, che è una cosa in un luogo come su nostro, in cui Zeus, quanto punti? 377 mi pare che Zeus i Siddas. E tenni già in ognuno di questi luoghi un gruppo teatrale, manca sia amatoriale, manca sia filodrammatica, o una banda musicale, o una band rock, o un grande artista, un man piccolo, insomma in ogni luogo in cui Dio sostetti ha sempre più una grande creatività e questa capacità di porre in gioco questa creatività a vantaggio sul luogo in solo. Chi però sta ragionamento aziada, io credo che questa responsabilità di questa classe dirigenziale sarda e non scetti di oggi sia manna in negativo, poiché non più questa consapevolezza di implicazioni culturali. Sì. Questo ragionamento non è ho fatto un concerto con Paolo Fresu in Bidda e stetti stravanao. A me Paolo Fresu piace meda e sono contento che Paolo suona pure mi sbida proprio picca. Il problema però è un altro. Il problema è chi Navarra quando Paolo non c'è pruso in Gugni. E avanti con due ciocchi. Certo, uno può andare, però sul concerto di Fresu è stata una scintilla, ci vede con due ciocchi che suona sta tromba e su Lunai c'è questo ragionamento sistemico che o fai di chi dà questa responsabilità e poi dinai, noi fuori du legge quando si ragiona in questa maniera, volta è dinai che torna subito, ci funti analisi de anni, su manco 30 anni su vantaggio chi volta da su investimenti culturali e noi ragionando in maniera economica poi scelto tutto che ci intendi ben in meda di questo riga. Ma ovviamente questa questione non è cussa, o meglio, è cussa pure. Non lo è si fraintendo. Quando su B&B o questa trattoria traballa è una cosa non buona ma ottima, poi frequentemente su turismo culturale è un turismo ottimo. Da gente che è curiosa, chi vuole spendere ma che è curiosa di comprendere sul luogo in cui esti, non è su morde e fuggi, è gente che si infatua, che si innamora di quel luogo, di conoscere tutto, di gente che è andata, non di conoscere mai, e non scetti in vita, di gente che è andata, vabbè, andava a bi da Tobio e poi c'è, ci belle su Montiferro, ci belle su Goceano, ci belle su Sogliastra. E questo è un luogo del cuore per loro, ma pappati di già esempi della scintilla culturale. Poco su chi è un amministratore coscienzioso, poi tutto su chi deppi bonni
in gioco, può fare attività culturali più permanenti possibili, ripeto. Sono un po' scettico quando vedo grandi astronavi che arrivano in un luogo, avanzano a 3 giorni, fanno una cosa bella a meta e poi chi si è visto, no. Ponarre un amico, un giornalista del Gabale, Giacomo Mammeli, ha fatto in un libro, in suo titolo su libro usò La Sardegna delle eccezioni. Non ti fai mai a ragionare su queste cose che andano bene una volta così tanto e non si indipa nulla dei gusti di evodie. In Sardegna si tocca di fare la maniera che la gente è la possibilità di crescere di evodie, non solo di su santo o di mezzo agosto che arriva s'astronave che è tornato due, fa una cosa bella e poi sul deserto. Esattamente. E stando sempre in questo sconto, tu arvivido, serviville, vinse un altro esperimento, che oramai non è più gai, ma ogni volta, ogni anno è differente, questo è Marina Café Noir, che è una maniera di forse sì, probabilmente l'appo ida sempre Deo, probabilmente l'appo un vago cercato di comprendere, una maniera di fare che in una città come Castello vi siete quasi un occone di una idda, si relata su un forte, si cerca di vivere sul luogo e si fa un festival, non è solo sul luogo di chi è presente sul libero, di chi scurta, è sul luogo di tutta la gente che è in San Marina e chi ha su Iagare di arrivare. Tu commenti la progettato, pare già tutto usato, questa anima collettiva, questo festival, e come sta andando avanti? È una bella questione, perché se uso questione di un esperimento che dura 20 anni. E a ragione in questa maniera è facile fare, come tanai, tagliando a pensare ai step che appunto arrivano a oggi. Minciagato in su che se ne rende, poi penso di pure che con la caratteristica di grande convivialità ci viada ed è stavarrata e in effetti porta da mente senz'altro più dinamica comunitaria pittica di Ida più che di città. Tocca da pure che Castello, duscevo tutto, fino a 60-70 anni fa, fiata o agglomerato di Idas, non è che non ci fosse questo tipo di dinamica, certo in molte cose furono scambiate, e noi siamo sbrintati in gioco in due città che viaggiai ed esti, bella, botta e cosmopolita. Castello è secondo me un bel ibrido, è tanto provinciale quanto aperta sul mondo. È città del mare da questo punto di vista, è città abituata, certo in maniera diversa rispetto a Bidda come Santo Sparao, ma è abituata a gente che anda e veniti. E una delle cose più belle secondo noi è un ghizzao in marina è che fia proprio questa esplosione dessa marina multietnica e si piace a me da questa cosa. Noi ho sempre pensato a Marsiglia, un momento a sorri più manna, no? Certo, mutatis mutandis, però dinamica di un bello murigo in marina ci vianta e forse ci vunti. Tocca da noi che Marina Café Noir è sta mania un meta in suo tempo. Probabilmente è semplicemente poi sta colmato de subito ci via lo stufone a pizzo di letteratura in Castello. Tocca da noi che noi ci esprimiamo, prima di voi pure, questa è una cosa che ancora una volta scaresce. Noi siamo nati nel 2013, prima di quest'anno, una cosa anfibia, ibrida, come Marina Café Noir, che veniva sul libro in gioco, ma voi picca subito attori, picca musicista, picca artista concettuali e ci cade ogni tutto in due arruga, ci cade ogni tutto in saprazza. No, a dove vai a intro in un teatro. Che è bello fare cose in teatro, ma la vocazione di Marina Café Noir è sempre stata strada Iola, piazza Iola. Ponevo le cose
in Sarruca. A me sempre a mente un conto che è volgare, però dona a misura di una cosa che vi è succedendo in quest'anno, in sa prima stagione pionieristica. E fia quando ci questo video che fia su 2007, che racconto bene, via su Reading di Björn Larsson, la vera storia del pirata Long John Silver, ed coinvolge 4 attori bravi metasa Casteldaius, poi vai Long John Silver Piticheddu, e poi Giovinastro, e poi Manu, e poi Eccio. E ci pianta Nicola Dammo, che vi ha attori di Jimmy della Collina di Enrico Pau, Giampaolo Loddo, Piero Marcialis e poi Gio Perrino. E ci piace questo picciochetto, che questo giro di sconvolso, o comunque di questo paghetto, un libro, però io abbiamo a Gio Perrino, diceva, non mi piace di questo, e quindi via uno di questi picciocchetti che gira l'anta, no, che tu, insomma, riconosce. Dai, cosa state facendo? Dice, stiamo facendo un reading, gli diciamo. Tratto da un libro che racconta la storia di questo pirata, dice ma a te piace leggere? Gli chiese uno di noi, e lui rispose, libri? Ma te sei caghi neri? Si è da bruciare questo picciochetto, però poi su picciochetto vi ha da parlare in cui io avevo detto su reading e caghi neri o no, abbiamo subito andando in con 2 coppie della vera storia del pirata Long John Silver, non sciughi di affurato che qua avanti, però di appiccato. E questo aneddoto, se tu giochi a caso pensi avevo ai tasrepidi a fare una cosa in Saprazza e in Sarruca, che ho picciochetto che non è interessato in nessuna maniera. È difficile che entri in un teatro. Esattamente, è difficile che, questa questione che noi siamo sempre posto, ma che dovete in teatro? Allora, è vero che noi state più bene, però predichiamo ai convertiti. Ingenuamente forse, ma che non c'è utopia, non c'è manco con noi. Noi pensiamo che dovete in noi, arriva ad altra gente pure, e noi su questo penso. Questo spirito, funti cambiato sul tempo, insomma, secondo me, è forte ancora a me da pizzo di Marina Caffè Noir ed è un elemento che devo tenere in conca con convinzione. Cara mamma, vorrei, per essere proprio tranquillo, che tu non ti spaventassi o ti turbassi troppo, qualsiasi condanna siano per darmi, che tu comprendessi bene, anche col sentimento, che io sono un detenuto politico e sarò un condannato politico, che non ho e non avrò mai da vergognarmi di questa situazione. E in fondo la detenzione e la condanna le ho volute io stesso in certo modo, perché non ho mai voluto mutare le mie opinioni, per le quali sarei disposto a dare la vita e non solo a stare in prigione. Che perciò io non posso che essere tranquillo e contento di me stesso. Cara mamma, vorrei proprio abbracciarti stretta stretta, perché sentissi come ti voglio bene e come vorrei consolarti di questo dispiacere che ti ho dato, ma non potevo fare diversamente. La vita è così, dura, e i figli qualche volta devono dare dei grandi dolori alle loro mamme, se vogliono conservare il loro onore e la loro dignità di uomini. Ai tesi strivalliande, a tenes impegno di Marina Caffè Noir, di Concambia, ma vado un progetto che hai in conca che ti dia piacere a fare. E che sto facendo? È studiare a pizzo dei cosiddetti classici. Io non sono mai stato un lettore eccezionale quando avevo picciochetto. Mi piaceva leggere, mi piaceva a me a disegnare. Poi però quando è arrivata questa musica, quando avevamo 14-15 anni, non ci via confronto. E dopo mollavo il libro su come ti vanti me da adolescenti. Dopo recuperata dopo questa cosa, quando poi all'università, appunto, vabbè, questo per il suo tretto che mi piace. Quindi ho sempre dentro con i classici, i cosiddetti classici, una strana confianza. Tengo commentato sui miei libri fetticcio, però c'è questo sciacumano del libro che non ha mai ligio o non è un ligio e che ha più ligio a demanno, commenta il Moby Dick.
E in due tretto ultimo, con musicisti di grande perizia come Diego Pani e Andrea Schirru, e ho fatto un traballo a pizzo su Moby Dick, ponendo in gioco davanti questa tradizione classico-romantico ottocentesca, di impianto pianistico, e dess'altra tornato sempre in gumi su punk. Poi con d'opera, cioè questa cosa che ho scritto, Ligendito di Adero a De Mano, un libro difficile e sfortunato, poi ho toccato a raccontare pure che Moby Dick per Melville fu la pietra tombale a pizzo dessa carriera fino a questo momento promettente, de peso aspettare più di 70 anni su 1920, è un libro scritto su 1850, poi a pizzo di questo libro sa critica e il lettore si Pozzantanai, ma questo libro è straordinario. E ho detto a Bettai probabilmente Freud, la psicologia, la prima guerra mondiale, James Joyce, The Stream of Consciousness. E questa è tutte cose che manti a lutto, sa capito, del classico, ed è un libro scritto in Settecento che rappresenta sul Novecento come poca altra cosa. Ed è in cui ha ragionato che ma da pragi vai, donai ciccai e donai sa possibilità ad altri come a me, del libri che dice no, Moby Dick, Don Chisciotte, no, d'un ligi, de Rai a ligi, un libro come questo. E quindi questo ragionamento che sto facendo in questo tempo è ma i classici possono tornare a vivere anche in vesti nuove. Il tipo di vestimenta posso donare a questo libro, può cercare di fare ligi, poi c'è un libro che tutto sceo su chi è Don Chisciotte, chi è il Capitano H, ma nessuno però legge questo libro. È come ti sfida da gatto eccitante, si deve cercare di proporre a qualcuno su chi deve comprendere di questi pilastri del suo essere nostro uomini e femmine occidentali. Questo è un altro ragionamento che mi affascina. Sì. Giacomo, c'è solo uno spettatore. Facciamolo comunque. Il teatro non può fermarsi. Va bene. Merda. Più straordinario dei Monty Python, più a sinistra di Papa Francesco, più stralunante di Mauro Biglino, più sorprendente di Simon Mago. Era dai tempi di John Huston che non si assisteva ad un'opera così mastodontica e rivoluzionaria, potremmo dire davvero di dimensioni bibliche. Dagli stessi autori della versione reading di Moby Dick, Guerra e Pace, i fratelli Karamazov, l'elenco telefonico della provincia di Taipei e del leggendario elenco di tutti i governi italiani dal 1946 a oggi, compresi gli straordinari sottosegretari sardi, Giacomo Casti legge la Bibbia. Giacomo Casti legge la Bibbia. Giacomo, io ti do grazie per la sua passione, per la disponibilità, e speriamo di vedere con noi sia spiegare di questionare le cose belle, di arte, di cultura, e di una Sardegna che tiene gana di pompiare su dei purvenitori con fiducia e che ha figli e figlie che tengono in conto su paradiso come hanno due che amo. Grazie ancora. Grazie a tu, grazie a voi.